Questo è il secondo appuntamento degli incontri d'autunno 2004. Grazie di essere venuti. Oggi presentiamo un documentario, un nuovo documentario, credo che sia uscito l'anno scorso o quest'anno, che ci illustrerà, ci parlerà sicuramente di una scienza nuova, che è quello che ne ho potuto capire io, è l'astronomia applicata all'archeologia. È uscito questo documentario diretto da Efisio Santi, c'è qui presente. Intanto comunque la presentazione del documentario a cura di Pierluigi Serra, giornalista. Grazie. Che poi, scusate, forse la mia voce arriva allo stesso modo senza bisogno di avere troppi attrezzi addosso. Presentazioni previste, ma poi secondo me avremo anche modo ulteriore di discutere, di parlare di archeastronomia. In realtà Efisio Santi di professione fa una cosa bellissima, è riuscito ad applicare una cosa che noi quotidianamente facciamo e che facevano sicuramente gli abitanti di 3500 anni fa che vivevano in Salento. Lui di professione guarda le stelle e secondo me con questa sua passione è riuscito a dare nel documentario delle informazioni utili per capire che cos'è l'archeastronomia. Archeastronomia, parola non difficilissima, ma che ci fa capire che archeologia e astronomia possono tranquillamente dare una spiegazione di quelle che sono le costruzioni geologiche. Io lascio velocemente la parola a Efisio Santi perché lui tra l'altro deve prendere dei mezzi velocissimi che lo porteranno da Macomer fino all'imbarco, quindi circa 5 ore di treno per prendere la nave, e quindi a una certa ora deve sicuramente lasciare questo nostro incontro. Prego Efisio. Io veramente tanto ringrazio il Comune di Seguito per aver accettato di proiettare il documentario e anche l'associazione archeologica Loi. Appunto, come ha detto Luigi, non sono, diciamo così, un professionista della televisione, ho fatto qualche cosa per televisioni private dell'Emilia Romagna, qualcosa di divulgazione a carattere astronomico, e 4 anni fa, leggendo un libro del professor Franco Langer, che è docente di tecnologia dell'architettura all'Università di Venezia, ho scoperto innanzitutto che i nuraghi non sono soltanto quei tronchi di cono che fanno vedere la televisione, ma sono monumenti affascinanti, e soprattutto ho scoperto questo aspetto dell'orientamento astronomico dei nuraghi, l'aspetto, diciamo, dell'orientamento astronomico che è stato messo in risalto da Mao Zedong, che ho qua di fianco. E quindi alla fine si è deciso di fare questo documentario per cercare appunto di far conoscere queste scoperte che secondo me sono molto interessanti, tra l'altro scoperte che sono state così anche valorate e confermate da grandi astrofisici come Michael Rosen e come Juan Antonio Belmonte. Per quanto riguarda il documentario, vedete che dura circa 38 minuti, si divide in 2 parti, possiamo dire. Una prima parte, in generale si fa una descrizione molto, molto breve sui nuraghi, probabilmente una descrizione anche un po' superficiale, qualcuno mi ha già detto, diciamo, c'è qualche difetto, ma diciamo, l'obiettivo del documentario era quello proprio di evidenziare il discorso astronomico. Poi c'è la seconda parte in cui vengono messe in evidenza appunto queste caratteristiche, questo orientamento astronomico dei nuraghi. Vedrete che in pratica vengono messi in evidenza 3 aspetti. 2 aspetti riguardano i nuraghi compressi, e cioè gli studi di Mauro Zedong hanno portato alla conclusione che il prolungamento delle tangenti ai paramenti murali dei nuraghi complessi, se prolungati verso l'orizzonte, toccano i punti della sfera celeste dove il Sole
sorge ogni anno al solstizio d'inverno, al solstizio d'estate e tramonta ogni anno, sempre negli stessi periodi di solstizi, e poi questi prolungamenti toccano i punti della sfera celeste verso posizioni che la Luna assume ogni 18,6 anni, vengono chiamati solstizi. Questo è dovuto al fatto che la Luna nello spazio, per l'orbitale lunare, ha una rotazione, e tra l'altro questa rotazione, che dura appunto 18,6 anni, è legata anche al fenomeno delle eclissi, quindi chissà, si può trovare anche un legame, diciamo, tra orari e eclissi. Il terzo aspetto che viene messo in evidenza è l'orientamento degli ingressi, diciamo, delle torri centrali, dei nuraghi complessi e dei nuraghi semplici, verso i punti della volta celeste dove migliaia di anni fa sorgevano delle particolari costellazioni, particolari stelle che adesso nel nostro emisfero non si vedono più, per effetto del moto particolare che la Terra nello spazio, che si chiama moto di precessione. L'altra cosa che voglio dire, chiaramente il documentario è stato fatto con mezzi, non è che siamo autofinanziati, per dirla tutta, quindi insomma, per fare un lavoro, diciamo, senza tecnica bisognerebbe avere un budget molto più grande rispetto a quello che abbiamo alla fine usato, per cui noterete ci sono diciamo, dal punto di vista tecnico dei difetti che riguardano innanzitutto il sottoscritto, che commenta un po' il filmato, che insomma non è Piero Angela, e poi dei difetti di carattere tecnico, delle cose che purtroppo sono dovute, ripeto, a mezzi economici, diciamo, non diciamo, all'altezza per fare un film di un certo livello. A questo punto io vi auguro una buona visione e vi ringrazio. C'è una cosa di... Io volevo dire che le immagini oggi erano un po' sfoccate, alla televisione si può, allora di casa si vede meglio. Questo documentario, diciamo, è stato fatto con pochissimi mezzi, però veramente sia il fisio che io che l'ha aiutato così. È chiaro che la responsabilità, diciamo, è lui che l'ha ideato, tutti i testi sono suoi, anche se poi si è basato sulle mie scoperte, e credo che abbia illustrato bene il contenuto di quello che io sto studiando in questi anni, e per quello lo ringrazio. È chiaro che meriterebbe, diciamo, le risorse che abbiamo fatto erano veramente limitate. Le riprese sono state fatte in tre serie, diciamo, quindi non c'è stata la possibilità di ritrovare immagini che magari potevano anche essere, anche se devo dire che il documentario, visto con una camera più adeguata, diciamo, non è così sfocato come si vede qua, perché le immagini, diciamo, non sono eccezionali, però sono, diciamo, migliori di quello che è sembrato oggi. Purtroppo forse anche a causa di questo muro un po' sganato che quindi faceva il formicolino. Ecco, questo volevo dire. E poi magari se avete qualcosa da dire. Una cosa, i nuraghi complessi sono orientati o col Sole o con la Luna. In certi casi sia col Sole che con la Luna. Per esempio, l'Uraghe Rosa è un Uraghe che dal punto di vista degli orientamenti è proprio rivolto al Sole. L'Uraghe di Baluni è rivolto alla Luna, e Sant'Antina invece è rivolto sia al Sole che alla Luna. Sant'Antina è particolarissimo perché è rivolto verso il punto in cui sorge il Sole nel giorno più breve dell'anno.
cioè nel solstizio d'inverno, cioè come luce, dico più breve, poi come notte è più lungo. E contemporaneamente un altro paramento umano di questo modello è orientato verso il punto in cui tramonta la Luna nel suo punto più basso. Cioè in pratica è come se voi immaginate che quando è inverno e voi vedete guardate la luna piena, in quel momento in cui c'è il solstizio d'inverno, la luna piena è nel punto più alto. Viceversa, quando abbiamo il solstizio d'estate, la luna piena è nel punto più basso. Quindi voi immaginate che al solstizio invernale nel Saltantino abbiamo che nel momento in cui sorge il sole al solstizio invernale, la luna nera sta tramontando nell'altro paramento, oppure in quel paramento sorge la luna piena, tramonta la luna piena al solstizio d'estate. Quindi bisogna capire, per capire il calendario, se l'orientamento, quello solare è chiarissimo, mentre quello lunare bisogna capire se era funzionale al momento in cui la luna piena tramontava al solstizio d'estate, oppure se fosse solo simbolico, e quindi che l'orientamento fosse rivolto simbolicamente al punto in cui la luna nera tramontava nel momento in cui sorgeva il sole. Cioè voi immaginate quindi, dico una vera perché loro è chiaro che i popoli preistorici avevano capito benissimo che la Luna orbitava in un piano dell'orbita, cioè nel senso, per mettere una cosa, le conoscenze astronomiche che il fisico ci ha esposto e che ormai sono patrimonio dell'umanità sono fresche, nel senso che sino a qualche secolo fa l'uomo, gli esseri umani avevano una visione del cielo, cioè sino a Copernico, per intenderci, cioè i nostri diciamo 15 nonni fa, i nostri quindicesimi nonni, come li possiamo chiamare, quindicesimi antenati, vedevano e interpretavano i movimenti celesti così come li interpretavano i magici, poco di più o poco di meno. Cioè, quindi in pratica loro non sapevano che era la Terra che girava attorno al Sole, che la Terra ruotava su se stessa, ma erano le stelle, il cielo, il Sole e la Luna che ruotavano attorno alla Terra. E sicuramente, dico sicuramente, loro si erano accorti che l'astro più vicino alla rotazione era la Luna, poi vi era il Sole e poi vi erano le stelle, cioè quindi 3 cieli. E questo, 3 cieli, perché vi dico questo che loro avevano capito benissimo che era la Luna? Perché in pratica la Luna si vede benissimo che brilla di luce riflessa, cioè nel senso che loro sapevano, per loro era chiaro, infatti la Luna, se la si guarda bene, si vede anche in ombra, no? E poi se si presta poco a poco attenzione, ma basta pochissima. Voi immaginate, ieri è una cosa molto bella, non lo so, a Borre una persona, non mi ricordo chi, se Fisio, che Fisio, ma che altro, o forse l'assessore, non mi ricordo, comunque ha detto, signori, attenzione, sino a 100 anni fa la televisione degli antichi, dei vecchi, cioè loro del divertimento notturno, uno dei divertimenti notturni era quello di guardarsi le stelle, cioè nel senso che quella gente lì, cioè così come noi conosciamo tutti le fra grande fratello, queste cose qua, la nostra cultura diciamo televisiva, questi qua conoscevano il cielo stellato come le loro tasche, cioè ma ormai diciamo l'econoastronomia su questo è una cosa risaputa, cioè gli antichi per loro era il divertimento, non uno dei divertimenti, forse sì. E quindi diciamo, però ecco, loro non la vedevano così come la vediamo noi oggi, nel senso che il sole è al centro, eccetera. Loro vedevano la Terra al centro, cioè la loro Terra al centro, e tutto questo di
attorno. E quindi avevano capito che la Luna era il più vicino, il Sole, e poi le stelle, perché si sovrappongono questi assi, se li osserva attentamente. Ma dicevo prima, quindi abbiamo il nuraga e Saltontine, dove sono indeciso se pensare che quell'orientamento fosse rivolto a osservare la Luna piena d'estate oppure la Luna nera, cioè lì sapevano che c'era la Luna, però non si vedeva. E quindi abbiamo come se, immaginate un grande anno nuragico, l'uomo ha sempre avuto bisogno di mettersi, cioè di avere dei punti d'appoggio, ancorarsi alla propria realtà, no? Oggi i punti di ancoraggio sono tantissimi, ma in quel momento dovremmo avere bisogno. Oggi inizia un anno, domani ne finisce un altro e poi ne ricomincia un altro ancora. Ecco, in questi calendari immaginate che l'astronomia a Maia abbiamo bisogno di conoscerla perché ci sono testi scritti come quelli egiziani. Noi per esempio abbiamo delle piramidi Maya dove ci sono delle particolari finestrelle orientate verso il punto in cui sorgeva Venere in certi periodi dell'anno. Non lo possiamo dire che quella finestrella è dedicata a Venere perché abbiamo il testo scritto che lo dice, altrimenti non potremo assolutamente provarlo, cioè nel senso possiamo arrivare a parlare di astronomia Maya grazie ai testi scritti. È chiaro che in una civiltà come quella nuragica, dove non ci sono testi scritti, tutto è molto più difficile. E penso che quello che Fisio ha illustrato in questo documentario, cioè è solo la punta dell'iceberg, cioè nel senso che sono le conoscenze astronomiche dimostrabili scientificamente, cioè nel senso che queste cose sono delle conoscenze astronomiche a cui siamo pervenuti ed è proprio la cosa più eclatante, più evidente. Ma dietro di questo, probabilmente, il mondo nuragico dovrebbe essere allineato tutto il resto agli egiziani, ai Maya, cioè a tutto il mondo, diciamo, pre-copernicano. E poi, grazie a Fisio, lo voglio ringraziare per una cosa che ha fatto di vedere molto. Io vi voglio dare due spunti di riflessione. Allora, il primo è Pietre Viva. Pietre vive perché abbiamo capito che i nuraghi sono effettivamente pietre vive. Sono pietre vive perché sono state costruite con un ingegno importante. Poi vedremo di capire perché. Vi vorrei dare alcuni spunti di riflessione per poi magari vedremo un piccolo dibattito. Io ho anche il timore che l'archeastronomia, ho preso il libro che ha scritto Mauro Di Firenze, nel quale spiega benissimo che cos'è l'archeastronomia, ovvero una scienza esatta. Io ho il timore che molta di quella scienza che attualmente studia i nuraghi, per la scienza consolidata, affidata all'archeologia, tende a esaminare solo gli elementi superficiali delle prove. Allora, è come se io trovassi questo contenitore di legno e prendessi a esaminarlo solamente per la sua parte esteriore. In realtà questo elemento di legno poi ha delle caratteristiche. Oddio, si apre al suo interno come cosa. Ha degli strumenti. Un compasso e un altro strumento di misura. Dov'è la valenza di questo contenitore? Nella sua parte esterna o nella complessità che racchiude tutto? Mi sembra che fino ad oggi siamo stati un attimino obliterati e nascosti da quella che è una scienza ufficiale, fra virgolette, che ha teso a considerare i nuraghi solamente per i loro aspetti esteriori. Non si è ancora andati a capire bene che cosa sia l'elemento nuraghi nel suo complesso.
Ci sono stati diversi studi in questi anni, archiastronomia è solamente uno dei tanti aspetti. In realtà come siano stati costruiti i nuraghi, questo noi non lo sappiamo. Oddio, non lo sappiamo, anche se ci sono numerosi studiosi che stanno indagando sulla tecnica costruttiva dei nuraghi, stanno cercando di far capire al mondo scientifico consolidato che l'archeologia che sta dietro il nuraghe in realtà ha bisogno anche di altre persone che gli aiutino a capire che la scatola contiene anche altri elementi che hanno delle funzioni ben importanti, funzioni che gli consentono di utilizzare questo strumento per navigare, per prendere dei punti, quindi mantenere il movimento. È un elemento importante, vi sto dando queste informazioni perché il nuraghe noi tendiamo sempre a considerarlo come qualcosa che appartiene oramai al nostro territorio e lì ci sta da 3500 anni, potrebbe durare altri 3500 anni, insomma a noi non è che interessi granché. In realtà il nuraghe rappresenta un elemento importantissimo e un valore culturale del nostro territorio, è un valore fondante ed è talmente importante che lo possiamo paragonare alle piramidi in maniera anche molto più esaltativa. I nuraghi sicuramente per la loro tecnica costruttiva hanno delle risorse e hanno delle cosiddette genialate costruttive che li portano a essere molto più in su rispetto a coloro i quali hanno costruito le piramidi. Immaginate un piccolo gioiellino di architettura che racchiude dei sistemi costruttivi che poi hanno trovato solamente in massima parte nelle piramidi delle loro applicazioni. Cos'è il nuraghe? Noi non lo sappiamo ancora, però vi faccio fare adesso un salto nel tempo di 3500 anni fa. Perché io ho portato un nuragico con me, l'ho portato qui e gli ho detto di descrivere questo quadro. Lui si è fermato e mi ha detto c'è una signora che guarda in alto una luna di fronte a una persona che è morta. È giusto, è così. Non mi sembra che ci siano difficoltà nell'interpretare questo quadro. In realtà ciò che noi vediamo in questo quadro è un aspetto simbolico importante. La carica di questo quadro non è solamente nell'aspetto visivo esteriore che noi riusciamo a percepire, è quello che il quadro trasmette. Noi sappiamo che incarna tutta una religiosità ben precisa alla quale noi facciamo riferimento. Sappiamo benissimo che quella signora ha un nome, sappiamo benissimo che colui il quale è steso per terra ha un nome importante e dietro questa simbologia c'è un popolo, una popolazione, c'è una comunità che si racchiude. I nuraghi noi li guardiamo con gli occhi del nuragico che era qui poco fa, perché non abbiamo gli strumenti interpretativi, non abbiamo ancora quegli strumenti interpretativi che ci consentono di dire che questo è un quadro di alto valore spirituale. Noi vediamo i nuraghi senza capire bene qual è il loro alto valore spirituale. E per alto valore spirituale, e quindi torno alla descrizione di pietre vive, intendo non solamente quello che è un concetto prettamente esteriore del nuraghe, ma anche quella forza costruttiva che li ha portati a essere ancora in piedi a distanza di 3500 anni. La forza in realtà del nuraghe dove è nel principio costruttivo. Il nuraghe incarna di per sé una delle massime espressioni della conoscenza ed è forse quello sul quale noi ci dovremmo confrontare tutti quanti. Grazie. Una cosa sul fisio, vorrei dire, cioè, notate, per noi il fisio è un nome comune, non è così in Emilia Romagna, cioè la mamma è Sara, il cognome per noi è lo so, però nessuno è un nome diffuso, infatti
diciamo che è proprio il nome, diciamo, rivela la sua realtà. Ci sono interventi. Ma interventi, domande, quesiti e quant'altro possa Chiaramente sono bisogno, perché è una novità dappertutto, quasi tutti. Io ho avuto la fortuna l'anno scorso di andare con Orfella, perché non solo San Martino, Orlosa, ma anche lui, parecchi abbiano le stesse caratteristiche, o alcune almeno per adesso, poi potrà accertarsi. Io l'anno scorso sono andato con Orfella e lui ha misurato con la bussola e mi ha detto si dovrebbero attuare, almeno in parte, almeno qualcuna delle condizioni per il sostituto d'inverno. Poi doveva venire per vederlo assieme l'anno scorso, lui non è potuto venire, io comunque ci sono andato lo stesso. Il credere e non credere, perché quando lui mi ha fatto vedere la bussola, è un strumento che io non conosco, poteva dire quello che voleva, mi fido comunque di quello che dice loro stesso. L'anno scorso io il 21 dicembre all'alba sono andato, poi l'alba del 21 dicembre non era alle 5, era alle 7, e complice una bella giornata il 21 dicembre, do ragione assolutamente alla teoria di Orfella, perché il sole è tramontato, il sole è decisamente sotto alla facilmente in modo preciso, senza nessun dubbio. Ora è chiaro che bisognerà continuare a misurare, perché può darsi che ci siano anche delle altre, lui l'ha già visto tramite la bussola. Io poi, il giorno che avevamo detto del solstizio, diciamo che il solstizio si può vedere il giorno del solstizio, che ovviamente è anche per il giorno primo che il giorno dopo. È andato Salvatore Angelo, ha visto questa cosa, poi sono andato anche io, e poi è andato anche Umberto, e è venuto il professor Rane. In pratica una di noi rientra e si è salvato un paramento murario, cioè ancora oggi noi vediamo ancora un paramento murario pulito, gli altri sono ancora da esplorare, speriamo il prima possibile, perché veramente non è che noi è un insediamento tra i più importanti di Sardegna, perché per esempio ci sono Domo del Gianni, ci sono Dolmi, ci sono Tombe dei Giganti, c'è il Nurari, c'è il villaggio, e poi Serio, che è un paese particolare per la Sardegna, per questa festa straordinaria, per questa saga, come possiamo chiamare, per questa tradizione, e quindi veramente deve essere una cosa, un patrimonio della Sardegna oltre che di loro, del mondo. Ebbene, anche noi rientra tra quei rurali, tra quella gran parte di rurali, perché poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, cioè nel senso che il 95 rurali su 100 sono astronomicamente orientati col solstizio o con i solstizi. Una di noi rientra in quelli più, diciamo, nel range più comune, cioè quelli in cui l'orientamento è rivolto al momento in cui il sole sorge al solstizio invernale, che è anche l'orientamento astronomico più diffuso nel Mediterraneo, cioè in pratica l'angolo solstizio invernale è il punto astronomico per eccellenza, cioè nel senso è il punto astronomico dove la gran parte della popolazione preistorica si è rivolta per diciamo, ancorare il proprio tempo. E ancora oggi è così, perché ancora oggi il Natale, che segna la natività del Cristo, diciamo, ha raccolto quelle eredità, cioè nel senso che questa data ha diciamo, ripreso la data che era comune a tutto il Mediterraneo, il giorno del solstizio invernale. E a di noi si può vedere questa cosa. Se magari voi volete organizzarvi l'alba del solstizio invernale, possiamo anche tramite il gruppo loro ci mettiamo d'accordo e magari possiamo fare anche una visita. Io ho piacere veramente a venire, tornare, magari tutti insieme ci organizziamo e vediamo questa cosa. Il prossimo. Quanto è Franco? Fra un mese, esatto. Si può vedere, diciamo, dal 15 al 25 si può vedere, possiamo scegliere, va bene, la differenza è pochissima.
Perché anche il dolmen poi Sì, anche il dolmen, però diciamo, sul dolmen, sì, comunque anche il dolmen vedo così, anche se ci sono altre cose da dire. Il dolmen non è Sì. detto che sia un dolmen o... Sì, non sappiamo come è verosimile. Prima bisogna riuscire a capire cosa insomma. Prima bisogna riuscire a capire. No, sì, comunque sia, per esempio, anche per quanto riguarda le torri di giganti, che sono orientate da est a sud-est, diciamo, la curva di caso, il picco degli orientamenti, cioè la più grande frequenza degli orientamenti, si ha appunto in corrispondenza del punto in cui sorgeva il sole sul centro d'inverno. Un mio amico, docente di storia dell'astronomia a Tenerife, nelle Canarie, segretario del societario del membro dell'astronomia culturale, eccetera, Juan Antonio Belmonte, lui dice: ma non la penso esattamente come te, perché potrebbe non essere soluzione, ma potrebbe essere Venere. Cioè, in pratica, questo astronomo, astrofisico, diciamo uno dei più importanti a livello mondiale, dice: io, siccome l'orientamento è poco leggermente più giù del solstizio invernale, io penserei che fosse Venere, che fosse la fase di Venere. Però lo studio è mentire, ecco. Cioè, nel senso che quegli orientamenti che noi oggi attribuiamo all'albero del solstizio invernale, che ci sembra la cosa più evidente, come la questione della scatola, no? Poi in realtà magari se si raffinano i dati, eccetera, si può magari scoprire che in realtà magari non era il Sole, ma era Venere, l'astro prescelto. Quindi, perché? Perché diciamo il punto Venere, se voi non guardate, anticipa o segue il Sole. Non so se conoscete il ciclo di Venere. Cioè, mentre allora Mercurio e Venere orbitano attorno al Sole in un'orbita interna rispetto a quella terrestre, mentre Saturno e Giove orbitano all'esterno. Quindi cosa vediamo noi fenomenicamente? Che Venere lo vediamo sempre prima dell'alba o dopo il tramonto. È quasi la guardia, la scorta, no? Spanderas, per dire, no? della cosa principale, che è poi il Sole, e lo seguo. Cioè, nel senso, adesso vabbè, sto divagando, però Venere in pratica ha la stessa orbita del Sole e ha una declinazione, cioè comunque ha una declinazione che nel suo massimo va poco più giù del Sole. Cioè, mentre il Sole arriva a 24 di declinazione, e Venere arriva a 25, cioè, non so se avete un'idea. E siccome l'orientamento è poco al di là del Sole, cioè quel mezzo grado, invece che pensarlo come un'approssimazione al Sole che è perfettamente sorto, potrebbe essere rivolto a Venere, per dire, ecco. Scusa. Sì? Non so se avete Io saluto perché devo andare via, che ho un aspetto. Vi ringrazio ancora per la partecipazione. Buonasera.